A giù grosso ci fitto che posso, in bella già ti metti de senà, però in cutandico se ne intende, ti metti de novembre, giusto Ino? Sono bocciami e basta, ho fatto solo boccia, dilettante allo sbaraglio. Non sai cosa regalare per mie cugine per Natale. Allora ho detto per andare per negozi, non è che ne aveva tanta testa, ho cominciato a fare delle casette in miniatura e ho regalato quelle. Poi con un'associazione aggiustiamo di rifugi, ho cominciato a pigiare le misure e farle in scala a 30. E è nasciuto perché tutti avevano delle vacche, conigli, avevano bisogno di fare du fen. Anche i figli fanno andare su con un fascetto di fen, tanto per non andare a voi. O se no, poi hanno costruito delle teleferiche, delle strafie. Non erano rifugi per la gente che passava, erano proprio per andare a tagliare l'erba e portarla su. Quella da Gava forse è la più famosa perché la resta intatta e l'abbiamo fatta diventare quasi un monumento agli alpini. No? Che rappresenta il castello che è la sede del comune, a Geja, della nostra parrocchia di San Lazà. Poi che rappresenta il Baracun, dove mettevano fen, il Ponte Negrun, che è in Tibrichi Ghelemmo, anche Torre Saraceni, che è anche un'associazione importante del nostro paese, e poi classiche fascette liguri, con i suoi orti, che si mangiano i coi, è proprio il periodo che sono i coi, poi il telemetro, da seconda guerra mondiale, i cantieri navali, che chi era in sen, nel Novecento, i cantieri navali che facevano ciatte, che è quella che fa il pan, quello che gira l'arrosto, quella che stende i panni, chi è il muin, in punta, sto chi l'ha inventato. Attaccavano le balle del fen con queste taggette qui a UFI, poi facevano a nasu e quando arrivavano in fondo, questo dispositivo, poi sgancio da taggetta, a caseiva e si staccava.